Lunedì nero per i contribuenti di tutta Italia. Nell'ingorgo fiscale che tutti gli anni si ripresenta in questo giorno in cui si paga l'IRPEF, l'IRAP, l'IVA, l'IMU, si è aggiunta anche la Tasi che ha fatto il suo esordio nel veneziano in 16 comuni, con qualche differenza però. Annone Veneto, Caorle e Cona hanno fissato a zero l'aliquota per l'abitazione principale. Per Campolongo Maggiore, Camponogara, Cinto Maggiore, Eraclea, Portogruaro, Quarto d'Altino, Sant'Ona di Piave, Santa Maria di Sala, Stra e Venezia invece l'aliquota è stata fissata anche per le prime case. Per la prima casa si va dall'aliquota del 3,3 per mille di Venezia a quella del 2,3 per mille di San Donà, mentre Spinea, Santa Maria di Sala, Campolongo e Quarto d'Altino si sono assestati al 2,5 e Eraclea al 2 per mille. A Venezia ricordiamo il pagamento della Tasi slitta al 21 luglio. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore c'è inoltre tempo per pagare senza incorrere in sanzioni fino al 7 luglio, mentre la scadenza del 16 luglio, entro la quale è possibile pagare con l'aggravio dello 0,4%, è spostata al 20 agosto. La CGIA di Mestre denuncia tensione nel settore delle piccole e medie imprese. Ci sono imprenditori che non dormono la notte, ha detto Bortolussi, non sanno dove trovare i soldi e magari avanzano denaro dallo Stato e potrebbero effettuare una compensazione. Secondo la stima effettuata dall'ufficio studi della CGIA Mestrina, l'imposta più onerosa sarà l'IRES, ovvero l'imposta sui redditi pagata dalle società di capitali. Il gettito dovrebbe aggirarsi attorno ai 14,7 miliardi di euro. Di tutto rispetto anche l'importo che dovrebbe arrivare dal pagamento dell'IMU e della Tasi, 10,8 miliardi di euro. Sul terzo gradino del podio di questa particolare graduatoria troviamo le ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori versate dai datori di lavoro. L'importo dovrebbe aggirarsi attorno ai 9 miliardi e 7.